È la puntata numero 14 di Target, inizio di mese di maggio, forse uno dei periodi più belli in assoluti dell'anno, è il mese nel quale la campagna, insomma, ormai è rigogliosa e sorridente, anche se maggio è sempre accusato del fatto di usufruire del lavoro che precedentemente aprile ha fatto. Maggio dal punto di vista religioso è anche il mese dedicato alla Madonna, maggio soprattutto nelle nostre latitudini è anche il mese che annuncia veramente il cambio di temperatura e l'inizio non solo di una rigogliosa primavera ma di anche un'estate che molto spesso dalle nostre parti è precoce. Dicevo, la puntata numero 14 che voi seguite sul digitale terrestre, l'LCN 92, Televideo Agrigento in tutta la Sicilia e poi naturalmente in streaming sempre agli stessi orari sul sito www.televideoagrigento.tv praticamente in tutto il mondo. Anche in questa occasione abbiamo dei gentili ospiti che hanno detto sì al nostro invito per amplificare quelle che sono le loro attività, quelle che sono le loro azioni, anche perché è questo il target, ovvero l'obiettivo, lo scopo della nostra trasmissione, quello di dar voce e di amplificare quello che di buono e di bello succede nel nostro territorio agrigentino e non solo. Inizio allora a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera che per circa un'ora vi terrà compagnia, fiduciosi come siamo che per tutto il tempo ci seguirete perché abbiamo delle belle cose da dirvi. Inizio con Paola La Sala Savona, lei oltre ad essere una sociologa è anche dell'associazione Agora Mundi. Proseguiamo con Emilio Agnello dell'associazione Aquarinto. E poi Angelo Vita della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Lopilato del Giardino della Colimbetra e Maurizio Piscopo, il maestro per antonomasia ma anche scrittore, cantautore e anche giornalista. Abbiamo già fatto la domanda, il tesserino è arrivato? No, successivamente, a breve. È in itinere allora? In itinere, esatto. Bene, questi sono i nostri ospiti, parleremo veramente di cose belle, ad iniziare anche da Maurizio Piscopo che come al solito viaggia magari dimenticandosi qualsiasi cosa ma non la sua fisarmonica. Ormai una compagna quasi settantennale, Maurizio. Intanto buonasera a tutti i telespettatori che seguono TVA. È sempre un piacere ritornare in questo studio. Per me è importante perché prima di andare a Roma per parlare di alcune cose della propria vita vengo sempre da Peppe che conosco da una vita. Dicevo la tua compagna di vita, ovvero la fisarmonica. Sì, la fisarmonica non mi fa contestazione, quelle che mi fa mia moglie, magari lavo i piatti o faccio qualcosa, dice ma così si lavano i piatti. Oppure quella vicina che io stendo la biancheria e mi dice ma quando li stende sua moglie le cose le mette perfette quelle camicie. E c'è se segno ma suo marito ci aiuta lei, si facesse fatti so e non mi ha detto più niente. La fisarmonica invece viene sempre con me, mi ascolta e soprattutto mi fa superare i momenti difficili perché io vivo a Palermo e Palermo è una città difficile, una città certe volte incomprensibile. E mi trovo sulle strisce, la signora accelera, le persone accelerano invece di fermarsi, strano. Ognuno ha le proprie peculiarità. Però c'è uno nel palazzo che non compra niente, se scende e tutto quello che vede dice no, i pisci soffituosi, li vendono prodotti con un sabeleno a tavola. Insomma, io mi chiedo
Ma dove sono andato a finire? Perché in città ormai vivono solo i matti, e quelli che possono se ne vanno nei piccoli centri. Mi piace sempre stimolare in questo senso Maurizio, perché ha la battuta pronta e poi come maestro insomma è riuscito veramente a fare cose eccelse, ma anche come scrittore, come diceva lui qua prima della presentazione ufficiale a Roma. Target ha il piacere di presentare il suo ultimo lavoro, La vita è un alfabeto. Accanto a lui c'è Giuseppe Lopilato, che è un tutt'uno con Colimbetra, questo meraviglioso giardino dei Greci, degli Agrigentini, ma dobbiamo dire di tutto il mondo. Giuseppe. Beh, ti devo dire che è davvero conosciuto ovunque, conosciuto e apprezzato. Tanti anni fa dovevo spiegare cosa significasse il giardino della Colimpetra. Adesso la gente mi rivede e mi dice ecco quello della Colimpetra, no? Quindi è cambiato parecchio, ma soprattutto al di là del dato mio personale, del mio impegno, è l'immagine della nostra città che si ribalta, non più la città nemica, tanti anni fa, del proprio patrimonio culturale, così lontana dalla propria storia, ma invece una città che si riappropria con orgoglio della propria storia e che si fa custode del proprio patrimonio culturale. Un agrigentino di 2500 anni fa sarebbe soddisfatto della Colimbretta attuale? Beh, insomma, io credo che un agrigentino di 2500 anni fa oggi vedrebbe un paesaggio completamente diverso rispetto a quello della sua epoca, perché allora la Colimpetra era un grande lago artificiale, la piscina di Acragas, questo è il significato di Colimpetra. C'era l'acqua abbondante, ecco, che dissetava un'intera città di 250.000 abitanti, dicono gli archeologi, quindi tantissimi, insomma, equivale al numero degli abitanti della provincia di Agrigento. Beh, secoli dopo e adesso è un paesaggio agrario di grande bellezza, oltre che naturale, dove sappiamo benissimo dominano gli agrumi. E soprattutto ce ne siamo riappropriati dopo un periodo di... Beh, sì, diciamo che ce ne siamo riappropriati, diciamo che siamo arrivati in tempo. Quando ho proposto questo progetto era un momento limite della storia di questo luogo, nel senso che il suo antico paesaggio stava scomparendo, ma siamo arrivati in tempo a conservarne almeno la metà e a ricreare, a fare rinascere l'altra metà. Bene, parleremo dell'attualità della Colimbetra e non solo. Angelo Vita, Croce Rossa Italiana, per diverso tempo sei stato il presidente della delegazione agrigentina, esponente della Croce Rossa regionale, sempre in prima linea e in frontiera, oserei dire, Angelo. Sì, sempre. Io mi sento un volontario a tutti gli effetti e lo faccio proprio perché c'è passione, perché quando vedi e cerca di aiutare il prossimo penso che sia la cosa più bella. E credetemi, non vuole essere poesia, ma ricevi di più di quello che dai. Le giubbe rosse, chiamiamole così, della Croce Rossa li troviamo dovunque, dalle purtroppo grandi calamità anche a delle manifestazioni un po' anche più, diciamo, allegre, sportive o culturali. Esatto, sì. Siamo pure nelle cose poco simpatiche, vere terremoti, nelle varie catastrofi che ci sono in tutto il mondo, pure le cose piacevoli che sono quelle cose che ti arricchiscono. Certo, e lì, un'aggregazione di più persone ha bisogno a volte anche del vostro intervento, del defibrillatore, esatto, oppure della rianimazione cardiopolmonare che ormai diciamo questo è diventato una cosa... a volte può succedere appunto con la massiccia presenza di persone. Come la delegazione agrigentina? È una bella delegazione, noi abbracciamo tutta la provincia, siamo presenti in tutti i paesi della provincia di Agrigento e ci sono dei ragazzi, dei volontari straordinari, splendidi, che veramente quando sono nelle intemperie, io posso raccontare quando è successa quella disgrazia a Ravanusa, arrivò la telefonata dalla prefettura e non niente, 50 volontari da Agrigento, Licata, Sciacca, Canica e Tifavara, ci siamo trovati tutti lì a Ravanusa a dare aiuto a queste povere persone che si sono trovate in un lampo certo, in una e non si sono trovati più altrove, giusto? Bene, parleremo più approfonditamente anche della Croce Rossa. Invece con Emilio Agnello e Paola La Sala Savona parleremo in particolare di questo bel progetto che ho preso
corpo praticamente da poco tempo, si chiama Spendiamoli Insieme. Paola? Sì, è un progetto promosso da Fondazione per il Sud e Alfonid. Parte ovviamente da una legge regionale, la numero 5, ed è una legge, diciamo, che soltanto la Regione Sicilia ha, che praticamente riserva il 2% dei bilanci comunali per azioni di democrazia partecipata. Con questo avviso, invece, Fondazione per il Sud ha voluto che si includesse in un percorso progettuale che interessa il territorio siciliano, ovviamente le fasce deboli della popolazione che spesso rimangono, diciamo, esclusi dai processi di partecipazione e di inclusione. E in questo territorio noi abbiamo selezionato 3 comuni come Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte, proprio perché intanto comuni prospicienti al mare e tutte e 3 diciamo, destinatari dei progetti SIA che riguardano gli immigrati. Abbiamo previsto un processo di inclusione e partecipazione orientato ai ragazzi immigrati che risiedono, alle famiglie immigrate che risiedono nel nostro territorio. Approfondiremo questo progetto e volevo anche coinvolgere Emilio Agnello perché insomma a Quarinto fa pari e patte, insomma, con accoglienza e integrazione ormai da tantissimi anni. Da 25 anni che la nostra associazione si occupa appunto di gestire il fenomeno migratorio o contribuire a gestire il fenomeno migratorio nella nostra provincia. E noi abbiamo accolto di buon grado il coinvolgimento in questo progetto che appunto tende a coinvolgere le comunità straniere in questo processo di democrazia partecipata. Volevo un attimo tracciare il profilo di cosa è la democrazia partecipata. Come diceva la collega, sono dei fondi che la Regione impone ai comuni di spendere per delle finalità sociali. In poche parole, il titolo Spendiamoli Insieme? Sì. In poche parole, le comunità di ogni città devono, intanto il comune deve approvare un regolamento e gran parte dei comuni della nostra provincia hanno approvato questo regolamento che ora modificheranno per includere anche la partecipazione dei cittadini stranieri in questo contesto. Dopodiché i comuni fanno degli avvisi che hanno appunto questo finanziamento di questi fondi, che sono il 2% di tutto il fondo riconosciuto dalla Regione al comune. Dopo che fanno l'avviso, le comunità, i singoli cittadini, le associazioni possono presentare dei progetti che verranno valutati e votati dalla stessa cittadinanza. È un processo diciamo innovativo, figurarsi che questa sperimentazione nasce in Brasile, a Porto Alegre per esempio. La Sicilia è appunto all'avanguardia in questa situazione e i colleghi di Action Aid fanno un monitoraggio costante della spesa dei comuni per quanto riguarda la democrazia partecipata, e vi invito a visitare il sito appunto Spendiamoli Insieme, che è veramente molto aggiornato e ci dà la misura di come i comuni impiegano questi fondi. Vogliamo un po' approfondire la tipologia di intervento, no? Che cosa si intende per democrazia partecipata, ma soprattutto praticamente che cosa si fa? Ecco, questa è la cosa più semplice. Parchi giochi per bambini, aggiornare le biblioteche, qualsiasi idea che sia sostenibile con quei fondi e anche percorribile anche dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista appunto che abbia le caratteristiche amministrative per essere attuata in poco tempo, può essere proposta ed essere votata poi dalla cittadinanza. Cioè i votanti addirittura diciamo, la democrazia partecipata in gran parte dei paesi siciliani è anche garantita ai quindicenni, dai 15 anni in su. Dunque si può votare, anche i giovani possono a loro volta fare delle proposte concrete per poi essere finanziati. Io leggo qua che ci vuole... Sì. L'obiettivo principale di questa legge è quella di rendere il cittadino attore, partecipe e anche propositore
di interventi sul suo territorio, sulla sua comunità. Quindi non solo cittadino e quindi fruitore di quelli che possono essere le varie azioni che fa un comune, che fa la provincia, eccetera, ma anche colui che invece suggerisce, propone, progetta e vota interventi con fondi pubblici che vengono pensati e designati proprio per la cittadinanza. E quindi proprio per questo dovrebbe avere sicuramente un impatto maggiore, perché uno è propositore, protagonista e fruitore, poi insomma ci sono tutte e tre le cose assieme, Emilio? Decisamente sì, ci sono molti comuni che sono molto attenti a questi fondi e che ogni anno riescono a spendere i fondi a propria disposizione. Molti comuni, e anche devo dire che qualcuno facendo parte anche della nostra provincia, per problemi che non hanno approvato il regolamento, problemi anche di procedure burocratiche amministrative lunghe, spesso diciamo un terzo di tutti i fondi messi a disposizione dalla Regione viene restituito, perché tra l'altro poi la Regione questi fondi, se tu non li hai spesi, li devi obbligatoriamente restituire alla Regione. Questa diciamo, è una pecca generale, non solo di questo, ma sentiamo ogni giorno che i fondi dell'Europa, i fondi anche del PNRR ed altre cose rischiano proprio di non essere utilizzati, diciamo, per mancanza di progettazione. Diciamo che questi fondi non sono poi, diciamo che enormi, giusto Agrigento sono circa 25.000 euro, Porto Empedocle circa 12.000 euro, 15.000 euro. Però voglio dire, anche da queste diciamo, piccole cose che hanno comunque un significato che va al di là dei fondi, perché significa coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali, la cittadinanza e anche la comunità straniera, queste sono cose che dovrebbero essere veramente portate avanti e danno poi prestigio comunque secondo me, perché sia spendere i fondi, spenderli su proposta della comunità. Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte, dicevi i tre comuni protagonisti di questo specifico progetto. Scelti perché? Scelti appunto perché intanto sono comunità dove all'interno ci sono i progetti SIA, quindi già comunità diciamo di accoglienza di immigrati, dove nel nostro territorio ci sono anche ormai famiglie che risiedono da anni, quindi coinvolgerli loro, farli sentire i nuovi cittadini, e per fare questo ovviamente c'è tutto un percorso di sensibilizzazione e formazione che verrà fatta sia nelle scuole sia nelle comunità migranti presenti nel territorio, che spiegheranno un po' anche di educazione civica e anche un po' qual è tutta la normativa per la partecipazione, e anche spiegherà come funzionano le nostre istituzioni. Quindi in questo senso è un processo veramente di inclusione, perché rendi questa nuova cittadinanza edotta anche dei processi istituzionali e li porti dentro anche a fare proposte, a manifestare attraverso proposte pratiche anche questi bisogni delle loro comunità che vivono nei nostri territori. Anche perché insomma non ce lo possiamo nascondere, anzi forse per certi aspetti possiamo farcene anche un vanto, che anche il territorio agrigentino ormai è diventato multietnico, multirazziale e sicuramente non razzista. Dal punto di vista comunque dell'immigrazione, il territorio agrigentino, perché io frequento anche molte altre regioni proprio per il lavoro che facciamo, devo dire su tante cose è pilota, diciamo, è all'avanguardia. Siamo accoglienti con la maiuscola. Sì, anche dal punto di vista, diciamo, anche le nostre istituzioni che gestiscono il fenomeno ormai da 30 anni fanno come punto di riferimento spesso, diciamo, in questo settore. Questo lo dobbiamo comunque, dobbiamo dirlo. E a proposito di accoglienza e di primo impatto, è notizia di questi giorni che il Ministero ha affidato alla Croce Rossa Nazionale la gestione dell'hotspot di Lampedusa, Angelo. Sì, esatto, c'è stato questo decreto in cui è stato dato tutto, diciamo, alla Croce Rossa Nazionale, fortunatamente, diciamo, perché ci tengo a precisare, diciamo, qui a livello locale, a livello periferico è un impegno molto importante e gravoso. Noi quello che facciamo di solito è accoglierli
nella nuova tendostruttura di passaggio che si trova a Porto Empedocle, e poi talvolta accompagniamo i minori non accompagnati nelle varie destinazioni. Invece l'hotspot di Lampedusa 200 ufficialmente, ma non mai sotto dei 1000. No, purtroppo no. Anche di più. Purtroppo anche di più, no. certo. Purtroppo no, e ahimè si prevede che quest'anno ci saranno dei grossi flussi migratori. Beh, ma la Croce Rossa è sicuramente un ente che ha tutte le figure giuste e adatte per una gestione così importante, Angelo. Sì, ci sono dei ragazzi e delle persone che veramente sono professionalmente preparate e che sanno fare il proprio lavoro, perché gestire tutti questi migranti non è una cosa veramente facile. E gestirli poi anche in quelle condizioni, no? Se tu hai 200 posti e ce n'hai 250, beh, Emilio, ti arrangi, no? Ma se arriva a 2000 i numeri sono i numeri sono veramente come diceva giustamente poc'anzi Emilio, la provincia di Agrigento veramente, dalle istituzioni, prefettura, questura, guardia di costiere, tutte le forze dell'ordine sono veramente all'avanguardia e disponibili, anche forse perché da anni che tutti abbiamo a che fare con questi flussi migratori, ma veramente anche loro ci mettono passione nel vero senso della parola. Maurizio, nel tuo libro, anzi ti pregherei se puoi far vedere la copertina al nostro cameraman Giuseppe, che subito la inquadra, queste 26 lettere dell'alfabeto. C'è una lettera relativa a immigrazione, a accoglienza? Sì, bambini che vengono senza bagaglio. Io da maestro ho incontrato un bambino che poi non ho visto più, che è stato adottato, e quindi ho voluto raccontare questa storia che lui mi ha colpito molto. Abbiamo fatto amicizia e gli ho regalato una radio. Io così amo molto le radio, e lui me ne ha chiesto una e gli ho detto: io te la regalo questa radio, certo. Poi quando sono tornato da una tournée di barberia non l'ho più trovato il bambino e sono rimasto molto addolorato. Lo sto cercando e anzi dico, attraverso la televisione lo cercherò e sono certo che lo incontrerò un giorno, perché lui mi ha regalato tante cose, tante emozioni, e spero anch'io di avergliele regalate a lui, perché questo libro io l'ho fatto per restituirlo ai bambini che ho conosciuto nella mia vita. Ecco, in questo disegno per esempio c'è l'immagine, fermo così Giuseppe arriva con la telecamera a leggere le stelle. Stai fermo, ecco, siamo arrivati, eccolo lì. Vuoi descrivere questo disegno? Sì, era un disegno di Tiziana Violamassa che l'ha illustrato, una mamma di 2 bambini della mia classe. Io appena ho visto la sua mano ho detto: questo libro lo dobbiamo fare insieme. Ci abbiamo lavorato tanto tempo perché gli editori erano un po' capricciosi, poi l'editore Navarra, con cui già avevo pubblicato Raccontare Sciascia, ha fatto questo libro. Allora, i bambini ci insegnano tante cose. Facciamo questo passo indietro, Maurizio. Tu scrivi un libro che si chiama La vita è un alfabeto, e per ognuna delle 26 lettere dell'alfabeto descrivi che cosa? Delle storie, e poi dopo ogni storia pongo una domanda a un bambino in maniera tale che lui possa rispondere. Ma questo libro è congegnato come una scatola magica dove si fanno le lettere dell'alfabeto, sono storie piccole e dove i nonni possono raccontare, interagire con i loro nipoti, perché i nonni non sono lì per tenerli e fare, diciamo così, badanti, ma fanno parte di una storia bellissima che viene tramandata a questi bambini. I racconti spaziano su quali argomentazioni? Allora, dalle emozioni che mi hanno dato in una classe di un bambino che non riusciva a fare il disegno dell'imbuto e la maestra gli fa il disegno perché mancava la lettera, e poi il bambino strappa questo disegno e se lo porta a casa, e la maestra dice: ma dopo che abbiamo fatto tutto questo lavoro, tutti l'avevano apprezzato, e lui ha detto: oggi è il compleanno della mia mamma e io voglio fargli un regalo bellissimo. Ecco, per noi che corriamo, gli adulti cercano denari, cercano, non lo so che cosa stanno cercando, e poi alla fine trovano un fallimento, perché la felicità sta nelle piccole cose, e questi bambini me l'hanno insegnato. Infatti una scrittrice ha detto: sì, se volete bene ai vostri figli, fategli leggere questo libro. Ha detto questa cosa ieri, appunto, Valeria Iannuzzi l'ha scritto su Malgrado Tutto. Mi ha fatto molto piacere e ho pianto quando ho letto questa cosa, perché è vera.
Io ho sofferto anche nella scuola, ma perché mi sono trovato sempre da solo, un popolo di donne e non sempre ci si capiva. Tu forse lo sai, ne abbiamo parlato diverse volte. Maurizio Piscopo, nel suo essere maestro, molto spesso non è solo maestro, è genitore, è fratello, è amico, e forse questo suo coinvolgimento poi insomma lo fa un po' più riflettere, come dici tu, star bene per la soddisfazione, ma star male anche per le cose che a volte lo presenteremo il 18 di maggio alla Feltrinelli di Palermo, ed io ho avuto un'idea, ho invitato 7 maestre, tutte donne, detto ne dobbiamo parlare e voglio raccontare un po' come vive un maestro in una scuola dove sono tutte donne, così può fare manca cruci, non c'è manco barrino con cui parlare, non puoi dire una parolaccia, non ti puoi staccare, deve essere sempre compito, sistemato, aggarbato, ecco. Era importante tutto ciò, però io l'avrei voluto anche un barrino per confessarmi, per parlare un momento con lui, perché tra uomini ci si capisce meglio. Certe volte invece mi trovavo in difficoltà, ma però è stato anche bello. Da pensionato e non più da maestro. Ma io non sono in pensione, io continuo a fare il maestro, ho detto il maestro è per sempre, perché mi piace il mondo, mi piace avvicinare le persone, scoprire i loro sogni, i loro gusti, e ci ho messo anche delle musiche all'interno di questo libro, e una si chiama appunto La vita è un alfabeto, ma il libro lo sapete dove nasce? Nasce dalla smorfia. Cos'è la smorfia? Mio padre lavorava nella ricevitoria dell'Otto. La smorfia sono i numeri abbinati. Io sapevo tutti i numeri, sì, e sapevo i significati dei numeri, sì, e li conosco ancora, perché andando da mio padre vedevo che la gente voleva giocare e raccontava i sogni, raccontava tante cose, e quindi questo mi ha affascinato. E voi pensate, con 21 lettere quello che si può fare: si può amare, si può distruggere, condannare, giudice condanna, si può sognare, si può scrivere una lettera d'amore alla mente. Come l'alfabeto un po' allargato, perché oltre alle 21 dell'italiano ci sono le altre. E io ho messo anche quelle straniere, ho messo anche quelle straniere. Siamo arrivati a 26. E in tutto questo devo ringraziare Salvatore Ferlita, che ha fatto una prefazione monumentale, devo dire, sull'alfabeto, uno studio approfondito. No? E devo ringraziare ancora Tiziana Violamassa, e vorrei ringraziare tutti i bambini che io ho incontrato, perché da loro ho imparato a sognare e a cercare piccole cose. Non mi interessano né la ricchezza né la gloria, eccetera. Uno deve trovare un po' di felicità. In un libro c'era scritto: chi è felice non si ammala. E adesso desidero allora che con il linguaggio universale della musica tu esprima o questa felicità o questo sentimento, questo pensiero, o qualcosa di bello insomma che vuoi fare tu. Ecco, c'hai lì il libero arbitrio sicuramente. E il brano che vi propongo ha un po' di malinconia, perché un po' di malinconia io me la trovo. Io mi sono salvato quando me ne sono andato a Parigi, perché a Favara in quel periodo l'acqua veniva ogni 30 giorni, cominciamo di dopo. Una ragazza non la poteva avvicinare perché il padre mi disse: tu ti cangi a passare più, e te lo voglio dire una volta sola, mi disse. Mi ha visto con gli strumenti e mi disse: se passa ancora di qua questi strumenti te li schiaccio con i piedi. Insomma, sono fatti, oggi il mondo è cambiato, mi sembrano cose di 100 anni fa, ma io le ho vissute. La vita è un alfabeto.
La vita è solo un sogno fatto in Sicilia. Bravo! Meravigliosa la fisarmonica di Maurizio Piscopo, poi magari mi dice cosa c'è sotto la G di Giuseppe, me lo dirai dopo, insomma. Una giostra, due una bambini giostra. sono andati a Genova e sono rimasti bloccati nella giostra. Naturalmente tutti si sono spaventati, non vi dico i grandi come si sono messi a gridare ed erano dispiziati, potrei dire la parola inglese. Arrivano i vigili del fuoco, prendono i bambini, li abbracciano e scendono giù, loro erano tranquilli. E il giornale naturalmente di Genova scrive questa notizia che la giostra era rimasta bloccata perché un topo aveva rosicchiato un filo dell'alta tensione e lui non si era fatto niente. Quando chiedono ai bambini ma voi ritornereste di nuovo in questa giostra, loro hanno detto di sì, perché i bambini vedono il mondo in un altro modo rispetto ai grandi e hanno meno paure e hanno tanto da insegnare agli adulti. Bene, grazie per questo approfondimento sulla G di Giuseppe. A proposito di Giuseppe Lopilato, vedo che lì c'è un libro che ti pregherei di mostrare perché è importante, il libro di Marco Frittella che racconta l'oro d'Italia e tra questo oro c'è anche il giardino della Colimbetra, quindi diciamo una bella soddisfazione, dai. Sì, davvero, perché Marco Frittella è andato in giro per l'Italia a raccogliere e poi raccontarle storie di impegno civile in cui qualcuno, attenzione, sia nel pubblico che nel privato, preso dalla propria passione, dal forte interesse, si è dato da fare per ribaltare una condizione di abbandono che era, come dire, la premessa della perdita di un valore, di un bene culturale, in invece un recupero e un nuovo significato, un nuovo protagonismo. Lui racconta tante iniziative in questo senso. Nel pubblico parla di Pompei e di come un nuovo direttore appassionato, così lo descrive, è assolutamente preparato, forte quindi culturalmente e professionalmente, ha fatto di Pompei quel grande parco archeologico che non era mai stato, purtroppo sembra incredibile, ma era così, perché ha avuto la capacità di sviluppare i contenuti storici, culturali di quel sito e di incrementare in questo modo e qualificare la presenza turistica. E della Colimbetra cosa dice? Parla poi di casi diciamo, in cui qualcuno dal privato, e cita il mio caso, di quando io sono andato a Milano a proporre al FAI di sposare questo mio sogno, di ridare vita, salvare un antico paesaggio che allora percepivo importante, ma che ancora non conoscevo come poi mi è capitato fortunatamente di fare, esattamente, ecco, e ridargli vita e appunto rimetterlo in movimento, ridargli un nuovo significato. Lui racconta questa storia, che è la storia ovviamente mia personale, ma è la storia di un impegno che, torno a ripetere, vede soprattutto il FAI con la sua forza, la sua capacità culturale e professionale, intervenire da Milano ad Agrigento nella Valle dei Templi per prendersi cura di un angolo di questo enorme paradiso, di questo enorme patrimonio culturale che è la nostra valle, e ribaltare la condizione di abbandono invece in una condizione di grande interesse. Oggi la Colimbetra è visitata da 70.000 persone, è uno dei luoghi ricercati, davvero a me capita di incontrare persone che mi confessano di essere venute ad Agrigento proprio per il desiderio di vedere il giardino della Colimbetra, perché ovviamente persone con grande interesse verso il paesaggio. Ho avuto modo di venire alla Colimbetra in diverse occasioni e da diverse parti, però è molto suggestivo quando arrivi con il treno storico e ti fermi alla stazione del Tempio di
di Vulcano. Credo che dovrebbe essere un po' più incrementato questo accesso. Guarda, io sono a conoscenza del fatto che Fondazione FS sta sviluppando un progetto importantissimo in questo senso, che ha l'obiettivo di fare del treno un mezzo di arrivo, di approdo alla Valle dei Templi. Anche perché la vedi da un'angolazione che solo da lì la puoi vedere, passando dalla ferrovia, non ci sono altre cose. Diciamo che lì dalla fermata della ferrovia a Vulcano c'è si chiama conottico, diciamo, una veduta che ti permette di vedere i templi della collina uno dietro l'altro, quindi con un effetto spettacolare davvero. Quindi, però ecco, prima di arrivare ai templi si scende giù il giardino della Corimpetra e ci si immerge in questa bellezza che noi abbiamo recuperato. Tra l'altro devo dire parli con soddisfazione, con enfasi, guarda, devo dire con goduria, ecco. Ma vedi, io ho dedicato la mia vita e continuo a dedicargli la mia vita, è un lavoro anche per me, ma è il senso stesso che io ho dato alla mia esistenza, quindi ho questo straordinario, diciamo, questa straordinaria condizione in cui ciò che faccio è un lavoro, ma è anche il senso della mia vita. Ed è una bella trappola, perché ti spendi in questo senza badare a spese, come si dice, senza come dire, trattenere energie, quindi mi prende completamente. Io sono felicissimo. Anzi, di togliere tempo e interessi ad altre cose per dedicarle tutto. Senti, per me è una grande soddisfazione. L'altro giorno al giardino c'era un signore che mi ferma e mi dice: lei è un eroe. Scusi, dico, non ci conosciamo, sono felice. Dico, come fa a dirlo? Bene, per i nostri visitatori abbiamo creato dei podcast, quindi le persone si collegano con lo smartphone e lì ci siamo diversi protagonisti, io, la mia collega Federica Salvo, la mia collega Maria Ala, il professore Barbera, Simonetta Agnello Orbi, che ciascuno di noi racconta qualcosa del giardino. Io racconto come è nata questa iniziativa. Quindi quando ho scoperto il giardino della Corimpetra, la prima volta era bellissimo, c'era un vecchio contadino che ancora lo coltivava, era il 1987. Quando nel 95 ci ritorno, il vecchio contadino era andato in pensione ed era tutto morente, quindi un grande dolore che sostituisce la gioia della prima volta. E da lì quel percorso che mi porta dopo 4 anni a Milano a proporre al FAI questo intervento, e poi tutto la rinascita fino ai tempi nostri. Questo signore mi ferma e dice: lei è un eroe. Guardi, ho semplicemente fatto quello che ritenevo giusto fare per la mia terra, e questo è il significato, e lo fai anche bene, del mio impegno. Lo fai anche bene, Giuseppe. Ritorniamo alla Croce Rossa. Angelo, dicevamo, la Croce Rossa, i volontari che dedicano poco, molto, il giusto tempo, fuori naturalmente dalle loro attività lavorative, per dare il contributo a questa importante associazione. C'è un percorso da fare per diventare volontario della Croce Rossa? Sì, oggi, diciamo, con l'informatica si iscrive in un portale che si chiama gaiacri.it, metti il tuo nominativo, noi inseriamo, diciamo, tra un mese per esempio facciamo il corso, e i ragazzi hanno la loro adesione. Sinora, diciamo, causa l'emergenza Covid, abbiamo fatto le lezioni online. Ora finalmente, diciamo, tra virgolette, sperando che sia passato veramente questo brutto momento, abbiamo iniziato a fare lezioni in presenza. Bisogna avere delle cose particolari, insomma, un grado di istruzione, un grado di preparazione specifica, o pensate anche voi alla formazione? Pensiamo innanzitutto alla formazione. Si può iniziare ad essere volontari da 16 anni in poi, perché tanto è vero che noi le componenti abbiamo i giovani, dove comprendono tutti i volontari, quelli sino a 35 anni, poi gli adulti, e poi abbiamo 2 componenti che sono ausiliari delle forze armate, le cosiddette croci rossine, e la componente del corpo militare. E abbiamo dei vari step, c'è ovviamente chi si occupa prevalentemente del sanitario, ma c'è protezione civile, c'è inclusione sociale, e noi facciamo diverse, in base alle esigenze che uno sente di avere. Lì abbiamo veramente, diciamo, tantissimi ragazzi e ragazze che possono imparare.
un esempio nel campo della protezione civile, siamo tra i pochi che, oltre ovviamente ai vigili del fuoco, che facciamo l'NBCR, queste cose che possono sembrare assurde, ma il nucleare, tutte queste tematiche sono fondamentali. E poi è una cosa essenziale, noi per esempio abbiamo fatto delle lezioni di primo soccorso nelle scuole. Io dico sempre, la cosiddetta manovra di Helmut è quella che quando ci troviamo a scuola oppure ci troviamo anche in un locale, il classico boccone, è una manovra semplice dove tu fai vedere, spiegare questa manovra e puoi salvare veramente una vita, fare buttare, espellere quella cosa che tu hai ingoiato. Poi è una cosa, il volontariato è una cosa che ti prende, perché ci sono veramente dai ragazzi dai 16 anni a gente che ha 80 anni, e quando vedi queste persone rimani colpito, perché dici ma perché lo fanno? Perché noi veramente siamo in tutti gli effetti volontari, lo facciamo perché ci appassiona, ci piace, ci credete, e ci crediamo. Maurizio, poco fa ti ho detto la G di giostra e la M di Moscato? Cosa? Nella M ci sono le mamme in carcere con i bambini. Io chiedo al Presidente della Repubblica, a cui andrà questo libro, perché le promesse che fanno non le mantengono. Se era stato detto che i bambini in carcere non ci devono stare, non ci debbano stare, invece ancora ci stanno. Come vedi il libro, diciamo, rompe gli schemi, cioè non si affrontano mai questi temi con i bambini. Io ci ho riflettuto a lungo e ho detto, io sono convinto che bisogna informare i bambini, sapergli dire le cose e confrontarsi con loro, perché prima o poi si troveranno questa realtà da affrontare. Affronto anche il tema di mafia, affronto quindi il tema della solidarietà, contro la guerra, perché è inutile che parlano di pace e mandano armi. Voglio dire, un controsenso, è come il proverbio siciliano che ci dicono muoviti fermo. Insomma, è una cosa che pare una cosa strana, com'è che si deve muovere o deve stare fermo? Quindi se uno dà le armi già hanno in sé il concetto della morte, il concetto della distruzione, e quindi non mi troverò mai d'accordo con chi dà armi o con chi pensa di risolvere questi problemi in questo modo. Ecco, lì mi sento un estraneo e vivo scrivendo, suonando e certe volte sembro un folle, proprio un folle, perché dico siamo lontani. E i bambini, quando dicono le cose e fanno delle osservazioni, a me hanno chiesto quali sono i segreti degli alberi. Andate a rispondere a una domanda così a un bambino di prima elementare. Ho dovuto fare delle ricerche e telefonare a chiunque, tu lo sai, quando ho bisogno di una cosa non ho lasciato nessuno, anche gli amici in America. Ho detto a dare una risposta concreta, bella, reale e vicina ai bisogni dei bambini, e c'è anche in questo libro. Ecco perché io credo questa volta di avere fatto un buon lavoro. Ho 70 anni e quindi dico, dovevo aspettare 70 anni prima di raccontare queste cose e di ritornare di nuovo ai bambini quello che loro mi hanno dato. Magari Giuseppe Lopelato lo sa qual è il segreto degli alberi, no? Guarda, te devo dire che è una domanda meravigliosa, perché lì c'è il segreto della vita. Ecco, ma seriamente, in un albero, in come funziona un albero, c'è il segreto della vita. Paola, la sociologa con Maurizio e il suo libro ha veramente tante cose da fare, da discutere. Sì, intanto devo dire che questa è una puntata meravigliosa, perché veramente passiamo da un'emozione all'altra a bellissima quest'idea della lettura a voce alta. Addirittura noi abbiamo proposto come salute mentale un progetto che era appunto quello di formare i genitori o i nonni a leggere a voce alta ai bambini a partire dai 6 mesi fino a quando i bambini hanno un ingresso a scuola. Questo è un progetto sperimentato in America, tra l'altro in quartieri, diciamo, molto tipo il Bronx, molto disagiati, dove si vede che questo processo di avvicinamento alla lettura non come lettura scolastica, ma come scoprire un mondo fantastico, sviluppare la fantasia del bambino, avvicinarlo a questo oggetto parlante, ma che parla attraverso le emozioni dell'adulto significativo. Poi era un modo per migliorare il processo di inserimento scolastico dei bambini. Quindi questa cosa questo libro lo acquisterò e mi ha affascinato. Come bellissimo anche il dottore Lopilato che dice: la mia vita e il lavoro sono due cose che ho messo insieme. Quando uno ama il proprio lavoro, in effetti è come se
non lavorasse mai un giorno. Sì, ma lavora di più. Per finire poi al volontariato come veramente grande passione della vita e impegno sociale, quindi una puntata meravigliosa e che trovo che veramente queste sono le belle energie che si in territorio. Anche noi qui insomma spendiamolo insieme, magari il nostro tempo, ecco, il nostro essere per comunicare quello che facciamo. E vorrei che tu ritornassi proprio su questo progetto che veramente mi affascina, sia come democrazia partecipata, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'inclusione, cioè lo stare insieme, non lasciare nessuno fuori. Ecco, questo è importante. Ma in questa fase dove appunto noi abbiamo una nuova cittadinanza, perché chiamiamoli immigrati, chiamiamoli stranieri, in effetti sono cittadini nuovi del nostro territorio, faranno parte del nostro progress e quindi avvicinarli a un processo di conoscenza delle istituzioni all'interno è veramente importante, è veramente portarli dentro, farli sentire cittadini con la C maiuscola e non essere più i cittadini di seconda classe. Io devo dire un'altra cosa, che questo progetto, oltre a vedere come partner Acquatinto, ma era un partner d'eccezione e non si poteva nel territorio non includerli, e i 3 comuni, c'è il Dipartimento del corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, di cui faccio parte come docente, che è quelli che gestiranno insieme ad Acquatinto con i nostri ragazzi che saranno appunto accompagnati dagli esperti e faranno il tirocinio in Acquatinto proprio per la formazione di questi giovani migranti. Dopo tutto quello che è stato detto sui nuovi ingressi e quant'altro, volevo anche sottolineare l'importanza di questo corso di laurea nel nostro territorio per la formazione di mediatori culturali e linguistici, che in effetti oggi sono delle figure assolutamente necessarie. Certo, perché sta alla base non solo dell'integrazione ma anche della conoscenza, cioè di noi che siamo, definiamoci così, autoctoni, no? Assolutamente. Per quelli che sono i nostri nuovi vicini di casa. Esatto, e i mediatori sono, diciamo, quell'anello fondamentale proprio per i processi di integrazione culturale. E poi Parlament Watch, che è l'associazione di Messina, che in effetti loro da anni si occupano appunto di monitorare tutto il processo di democrazia partecipata nei comuni del territorio siciliano. E in questo ovviamente Acquatinto, che è il partner che più conosce questo tema specifico dell'integrazione e che tra l'altro porta avanti anche progetti a carattere regionale affidati alla regione proprio per il miglioramento delle condizioni anche lavorative degli immigrati sul nostro territorio. Io credo che non ci possa essere un progetto del genere o comunque una strada di questo tipo che non veda Acquatinto presente, cioè, vi vedo per fortuna in diverse occasioni, evidentemente in questi 25 anni, come dicevi tu prima Emilio, avete fatto bene, dai. Diciamocelo. Ma siamo cresciuti e abbiamo fatto un percorso di crescita, poi siamo partiti insieme con il dottore Lopilato nell'avventura. Sì, eravamo un gruppo di giovani che dopo la laurea ha subito percepito che l'esigenza del territorio era quella proprio di creare delle strutture e dei servizi per l'immigrazione, e credo che in questi 25 anni, come dicevo prima, abbiamo dato un minimo di contributo alla gestione di questo fenomeno che ha investito la nostra provincia come uno tsunami. Devo dire che è l'occasione anche giusta per ricordare alla cittadinanza che tra breve sarà, verrà istituito e verrà continuata l'attività dello sportello, del polo integrato sociale per l'emersione del lavoro nero in agricoltura. Si chiama Sportello Supreme? Più Supreme, perché è la continuazione appunto del progetto Supreme, che è un progetto che vede coinvolto il Ministero del Lavoro, l'INAIL nazionale, l'INPS e le 5 regioni del sud Italia,
e che appunto è finalizzato ad agevolare l'emersione del lavoro nero in agricoltura. Dal 2016 l'Italia si è dotata appunto di una legge contro il caporalato, appunto per combattere il lavoro nero, che è una piaga veramente molto delicata e che spesso non viene valutata nelle giuste dimensioni. Forse nei grandi numeri li vediamo, non lo so, in Puglia, con lavoro nero, nel nord Italia con tutti i frutteti. Anche nella nostra provincia, le assicuro, che è molto presente in agricoltura e in tanti altri settori. Il lavoro nero pone il lavoratore in condizioni di una mancanza di tutela completa su tutti i fronti, sia dal punto di vista del guadagno, della sicurezza, tutto. Approfittandosi del lavoro nero è sleale rispetto ai suoi concorrenti, un minor costo, minor costo. Ed evidentemente questo spesso magari o non si fa una giusta riflessione quando si impiega un lavoratore in nero nella propria azienda, nel proprio terreno, nelle proprie case, perché le conseguenze comunque che possono derivare nella misura in cui vieni appunto trovato dagli enti preposti sono veramente disastrose, sia per i lavoratori che perdono i diritti, l'indennità di disoccupazione, i redditi di cittadinanza e comunque rischiano anche il penale, ovviamente per magari falsa attestazione, e sia per il datore, appunto per il datore del lavoro, che entra in un vortice, le assicuro, incredibile, dal quale veramente si esce fortemente bastonati. Per cui la nostra associazione, questo sportello, ha il compito di assistere i lavoratori stranieri e aiutarli, intanto formarli alle regole del lavoro in Italia, dargli la giusta dimensione dei rischi che il lavoro nero può comportare nella misura in cui si va a lavorare in campagna senza nessun contratto di lavoro, e dall'altro lato si tenderà appunto a dare la giusta informazione, la giusta sensibilizzazione ai datori di lavoro, ai cittadini che magari inconsapevolmente, pensando di fare magari una buona azione, portarsi la persona fare la giornata, che si può dietro quell'azione magari fatta in buona fede può appunto celarsi un dramma di ordine finanziario, penale e tutto quello che ne può. Anche perché il lavoro nero, insomma, specialmente da parte del lavoratore, sicuramente non si sceglie ma si subisce. Appunto, perché specialmente i lavoratori stranieri che si trovano in una condizione di vulnerabilità e di maggiore debolezza rispetto agli altri, è proprio questo il senso dell'azione di Più Supreme, dell'Ufficio Speciale per l'Immigrazione della Regione Siciliana, che è stato un percorso molto bello, perché il progetto era stato finanziato lo scorso anno, da gennaio fino ad ottobre. Dopodiché gli enti gestori di tutte e 9 le province hanno deciso, di concerto con la Regione Siciliana, comunque di mantenerli attivi, anche senza il finanziamento, sacrificando alcune delle risorse, però dare appunto garantire la continuità. Ora la Regione Siciliana è riuscita a trovare, abbiamo partecipato appunto al progetto Più Supreme, che è stato nuovamente finanziato, e a giorni verrà riattivato lo sportello, appunto il polo integrato di Agrigento, che verrà ubicato in via Papa Luciani al numero 42 e sarà operativo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19. Abbiamo anche questa importante informazione. Si troveranno appunto dei mediatori culturali, degli orientatori al lavoro, dei legali, degli assistenti sociali e delle persone esperte in immigrazione che possono aiutare sia l'utente straniero sia il datore di lavoro a venire fuori da situazioni che a volte possono essere pericolose. Tra l'altro questo sportello sarà anche itinerante, per cui noi raggiungeremo gran parte dei paesi appunto della provincia, lì dove il fenomeno vi è appunto una maggiore concentrazione di agricoltura e dove il fenomeno sappiamo che esiste, per tentare appunto di dare maggiore diffusione a questa iniziativa.
Bene, Maurizio, c'è qualcosa di allegro in queste 26 lettere, no? Abbiamo parlato della giostra che si rompe, abbiamo parlato del bambino che è, qualcosa di più... Sì, c'è un venditore di stoffe per esempio che portava delle stoffe a tutte le ragazze che si dovevano sposare e regalava sempre dei lenzuoli, la gente impazziva. Poi alla fine si scopre che lui aveva rubato da alcuni negozi queste stoffe, quindi era così un personaggio e poi ai bambini si chiede: ma secondo voi questi comportamenti? Oppure di un altro, ed è successo veramente a Favara, che vendeva le enciclopedie, è arrivato in una casa dove c'era uno che stava prendendo il caffè, l'ha fatto entrare, gli ha offerto il caffè, questo diceva che leggeva Le Monde, leggeva Time, leggeva in inglese, diceva questo paese non legge nessuno, lui gli propone l'enciclopedia, la va a prendere e lui gli fa un assegno, e questo assegno era di sabato, quindi quando lunedì questo giovane si trova lì ad aspettare in banca, il direttore dice: ma che? Hanno chiamato i carabinieri perché l'assegno era vuoto. Ma queste storie sono frutto di ricerche, quindi di fatti veramente accaduti, o la tua fantasia che spazia un po'? No, ci sono storie che sono vere che ho vissuto, e poi delle storie che le ho elaborate, come un pittore che è venuto a Parigi da Favara, voleva trovare il critico di Le Monde. Io ho detto: io conosco un critico, ma è uno che non si può avvicinare, perché quando arriva lui nei teatri si dimenticano la parte, si mettono a piangere. E lui ha insistito, dice: gli dobbiamo fare vedere il quadro. E siamo andati a Trocadero, vicino proprio alla Torre Eiffel, con questo quadro. Siamo saliti, quello non ci voleva ricevere, ci ha fatto aspettare fuori dalla porta, ha preso il quadro, dopo alcuni minuti abbiamo sentito 3 spari. E che fece? Cioè ci siamo chiesti che cosa succede? Aveva sparato al quadro, e quindi era una cosa straordinaria. L'ho voluto scrivere perché si parlava di farne un film. Dico: prima che qualcuno mi rubi l'idea, perché a volte sono molto gentili e garbati, si pigliano l'idea e poi ti dicono magari che allora dico io la pubblico, e fa riflettere, perché io gliel'avevo detto al ragazzo, ho detto: vedi che quello è un po' di catina, non si ci può andare dietro, ma quello ha insistito, ha detto: se lui scrive 2 parole su Le Monde cambia la mia vita. Quando i giornali leggevano tutti, ormai i giornali tu lo sai. Purtroppo la carta stampata. E a proposito di giornali o comunque di social, l'ho pelato, ho visto delle foto, ho letto qualcosa che c'è una Colimpetra a Giarre, no, allora, ho capito male? Allora, a Giarre c'è un parco meraviglioso, un parco botanico meraviglioso, si chiama Parco Radice Pura, che è stato creato dalla famiglia Faro, Vivai Piante Faro. Loro hanno inventato, o meglio importato, una meravigliosa idea, quella del Festival dei Giardini. Un Festival dei Giardini è un luogo, è un momento in cui si realizzano dei giardini ad opera di valenti paesaggisti naturalmente, e tutte le persone possono vedere queste opere meravigliose. È particolarmente bello di questa iniziativa il fatto che, accanto ai grandi nomi del paesaggismo, loro coinvolgono giovani sotto i 35 anni per dargli un'opportunità, quella di presentare un progetto, essere selezionati, e i Vivai Piante Faro realizzano quel progetto in modo che tutti possano incontrare l'arte di queste giovani promesse. Bene, in questo contesto quest'anno si inizia giorno 6, sabato 6, ci è stato chiesto al direttore artistico Antonio Perazzi, che è un archistar del paesaggismo italiano e internazionale, di realizzare un giardino che omaggi, evochi la Colimpetra. E io ho pubblicato delle foto in cui con il mio collega architetto paesaggista, io sono un agronomo paesaggista, Umberto Giolle, che è anche responsabile nazionale aree agricole del FAI, abbiamo progettato questo giardino, lo abbiamo realizzato, e non solo abbiamo diretto i lavori, ma noi stessi ci siamo presi le pale, le zappe, abbiamo preso le piante e abbiamo insieme agli operai creato questo angolo che racconta il senso della Colimpetra. È in 2 parti. È stata l'ispirazione alla Colimpetra. Sì, esatto. E
E la cosa bella è questo, dobbiamo rifletterci su questo. Noi saremo capitale della cultura, abbiamo un potenziale pazzesco, non perdiamo questa occasione. Abbiamo delle cose che tutti ammirano, che tutti ci riconoscono. Ecco, in questo caso è il Giardino della Colimpetra. Ci teniamo tantissimo ad avere il Giardino della Colimpetra alla 4ª edizione del Radice Pure Garden Festival. Ecco, il Giardino della Colimpetra è Agrigento, non è una cosa che riguarda me o il FAI, riguarda la nostra città. E allora vedete, abbiamo portato questa idea di giardino, l'abbiamo rappresentato, e in un contesto in cui i grandi paesaggisti ritenevano davvero di straordinaria importanza e valore la nostra presenza. Agrigento è una bellissima città, non lo dimentichiamo, dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo fare in modo che fra 2 anni chi viene qui goda la gioia, ecco, di questo viaggio, di questo incontro tra la propria vita e la bellezza della nostra terra. Bene, benissimo, bella, bella. Allora, Maurizio, nella tua scatola magica che è la tua vita, tante cose, insomma, dicevo, maestro, scrittore, musicista, cantautore, attore, giornalista, un po' tutto, è racchiusa quella che è anche l'esistenza di un artista, e in questo caso anche di un artista musicista. Io ricordo come forse una delle migliori cose che tu e i tuoi amici avete prodotto, che è Barberia. Qualche giorno fa c'è anche un barbiere, attenzione. Nel libro lo poteva magari, ci mancherebbe. Lo dico, ma non lo so, dico, ci può essere un ritorno nei teatri di Barberia? Te lo sto chiedendo perché è come se facessi un'invocazione a te, Venturiello e gli altri di riproporlo. Mi dicono sempre che Venturiello poi alla fine ripropone, diciamo, gli spettacoli, però ti ricordo che c'è stata la pandemia, dei problemi, quindi questo ci ha frenato e ha frenato anche lo spettacolo. Io spero che questa cosa ritorni, perché le cose che ho scritto sui barbieri rimangono sempre, i barbieri sono i miei amici, la sanno molto lunga. Fanno parte della ricerca tua musicale storica. Nel racconto che riguarda il barbiere c'è un barbiere che riceve un violino e lui promette alla signora, la vecchietta dice: se questo violino cambierà la tua vita, e lui se ne è svenduto come niente, naturalmente, e poi ha litigato con un cardinale, perché i barbieri sono così, e ci sono tanti proverbi anche sui barbieri. I sordi dei barbieri sono benedetti della moglie. Ecco, questa era una frase che si diceva in Sicilia. E poi il barbiere, la moglie diceva al marito: battino un barbiere quando a così la finisce di fare un lupo mannato. Bella questa espressione, ci penso. E li mandavano la domenica, perché erano aperti la domenica, dai barbieri, affinché loro fossero un poco più profumati e più eleganti, perché i barbieri sono tutti eleganti. Ma lì dobbiamo distinguere Barbera, tutti diciamo che si paga niente. Oggi io vado all'Ercare, un barbiere con 8 euro mi tagliano i capelli, mi danno un caffè, una pantofola, che non è una scarpa ma è un dolce. La signora che va dalla parrucchiera paga 100 euro, quindi tranquilla, e ci fanno i mesci, ci fanno i capelli, ci fanno il colore, una cosa incredibile. Però i barbieri ci lasciano noi maschi come siamo. Le signore che escono là, certe volte i mariti dice: ma come ti consa? E si sciarriano, succedono questioni, si cambiano parrucchiere. Le parrucchiere rischiano anche, perché ho letto in un giornale che una signora che è andata proprio per dargliene alla parrucchiera che non si riconosceva. C'è argomento dove Maurizio Piscopo non possa dire la sua. E a proposito di dire la vostra, mentre Maurizio si prepara per regalarci una nuova melodia, io vi devo dire che quando passeremo ai saluti, naturalmente, e qui a Target non si saluta grazie, arrivederci, sarebbe una cosa troppo riduttiva e troppo semplice. Chi lo vede da circa 15 anni lo sa, insomma, anche chi è stato ospite. Il vostro saluto voglio che sia, non lo so, con una frase, con una citazione, con un buon proposito, con un qualcosa veramente di particolare, naturalmente relativo al vostro essere qui, al vostro lavoro, al vostro invito, per rendere veramente questa puntata ancora più importante e preziosa. Musica e microfono a Maurizio. Io vi dedico il tema di Regal Petra, una musica che ho composto per il libro Raccontare Sciascia, che l'ho immaginata come una colonna sonora in cui c'è Favara, Racalmuto, la Sicilia, Cammarata, Palermo e Parigi.
Grazie. E allora il primo saluto è proprio un ringraziamento a Giuseppe Maurizio Piscopo, il suo libro La vita è un alfabeto, Navarra editore, che ci saluta così. Quando gli adulti non hanno più le parole, allora parlano i bambini. Ascoltiamoli. Grazie a Giuseppe Lopilato e al Giardino della Colimbetra. Abbiamo motivo di essere molto orgogliosi di Agrigento. Cerchiamo di essere all'altezza di questo orgoglio. Grazie a Angelo Vita e alla Croce Rossa Italiana. Io non posso altro che parlare di volontariato, indipendentemente che uno è o non è volontario, cerchiamo di aiutare il prossimo perché è una cosa bella. La vita è breve, parlare bene è la cosa più bella di questo mondo. Emilio Agnello, l'Associazione Acquarinto. Gli stranieri sono parte integrante della nostra collettività e della nostra comunità. Trattarli bene significa andare avanti insieme e progredire insieme. Paola La Sala Savona, sociologa e dell'Associazione Agoramundi. Io riporto le parole di una canzone di Gaber, libertà e partecipazione. La democrazia è la partecipazione è la forma più ampia della democrazia, quindi come cittadino dico, riprendiamo il piacere di partecipare attivamente alla politica. Grazie della vostra presenza e partecipazione al Target e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.